Il vaccino è allo studio, ma non ci saranno comunque i tempi utili per metterlo in circolazione per combattere quella che è diventata una vera e propria emergenza mondiale, la diffusione del virus dell'Ebola. E mentre a San Bonifacio nel Veronese c'è stato un vertice per preparare uomini e mezzi del Veneto a mettere in campo misure da adottare in tutta la regione nella malaugurata ipotesi di casi di contagio, Massimo Bitonci, sindaco di Padova, firma un'ordinanza la cui sintesi è: chiunque arrivi dall'Africa dovrà essere in possesso di un certificato medico che attesti la bontà del proprio stato di salute. È facoltà del sindaco fare ordinanze, sarebbe stato meglio magari prima di fare un'ordinanza fare un coordinamento con la Regione del Veneto piuttosto che a sua volta si coordina con il Ministero e mette in atto tutti quanti i protocolli che arrivano dal Ministero e dall'OMS prima di arrivare a una situazione del genere. Alcuni aeroporti internazionali, mi viene in mente Parigi, insomma, effettuano dei controlli, per esempio sulla temperatura. Potrebbe essere qualcosa a cui potrebbe adeguarsi anche il nostro paese e quindi la nostra regione, o siamo ancora, diciamo, sotto quel livello di Guardi, noi come Regione Veneto non abbiamo rotte interessate da paesi che soffrono di questa epidemia, quindi direi che siamo abbastanza lontani. Va anche detto che degli emigrati arrivati attraverso Mare Nostrum in Regione Veneto sono tutti screenati, tutti monitorati, quindi per ora è un livello d'allerta che oserei definirei sicuramente eccessivo. Tornando a Padova e sull'annosa questione dell'ospedale, l'assessore Coletta ha un auspicio che prescinde dai diversi punti di vista. L'auspicio è che al più presto si possa condividere un'area che non abbia difficoltà, che non abbia criticità, in considerazione di un fatto molto semplice. La Regione ha già accantonato 150 milioni per i prossimi 3 anni a partire da quest'anno. Altri soldi li dovremo reperire sia dalla Banca Europea piuttosto che dall'ex articolo 20 e quindi dal governo nazionale, e l'auspicio è che si definisca al più presto e si possa attivare la procedura per la costruzione del nuovo plesso ospedaliero di Padova.